Buonasera a tutti, diamo inizio a questo ultimo appuntamento del nostro ITS Tour, questa serie di serate che abbiamo fatto con che il sistema di Confartigianato ha organizzato in collaborazione con le 7 Academy del Veneto, con le 7 ITS Academy del Veneto, proprio per presentare le Academy, l'offerta formativa delle Academy, ma soprattutto per far conoscere esigenze, opportunità e collaborazioni che il sistema Confartigianato offre a questa forma di istruzione superiore. L'obiettivo di questa serata è quello appunto di fare una reciproca conoscenza, nel senso che la professoressa Scopel, che è la direttrice del corso di laurea, ci presenta appunto la sua offerta formativa e dall'altra parte alcune aziende porteranno la loro testimonianza e la loro esigenza. Prima di iniziare la serata do subito la parola al Presidente della Federazione, Cristian Malimberni, che ci presenterà il manifesto di Confartigianato che esprime il pensiero e la visione rispetto a questa forma specialistica. Prego, Presidente. Grazie mille, buonasera a tutti, spero che mi sentite bene. Chiedo innanzitutto scusa, ma sono in una zona con poca copertura, quindi chiedo venia se non è perfetto il segnale. Quindi buonasera a tutti, un grazie alla Federazione, ai VL e alle associazioni territoriali. Un grazie particolare a tutto il gruppo di lavoro che si è impegnato per rendere possibile questo tour estivo. Saluto e ringrazio il direttore della Fondazione ITS, Enrica Scopel, come abbiamo detto prima, per essersi fin da subito resa disponibile. I nostri relatori ringrazio, i colleghi imprenditori per la loro presenza e l'attenzione che hanno rivolto a questo tema, a tutti noi molto sentito. Devo dire che è stato un periodo per molti di noi, anzi per quasi tutti di noi, complicato, ma siamo qua, siamo resilienti e siamo forti. Ha prevalso in generale l'orientamento verso un futuro, speriamo, certo. Questo è l'ultimo degli appuntamenti estivi che compongono il ciclo di webinar dedicati all'ITS e che intendono far conoscere di più e meglio alle nostre imprese l'offerta formativa di questo canale formativo. In 7 serate abbiamo raccolto l'adesione di quasi 250 imprese del nostro sistema, un successo devo dire inatteso. Complimenti a tutti. Siamo pronti a porre le basi per un nuovo patto per il lavoro del futuro, di cui siamo protagonisti, giovani con le loro competenze. Gli ITS sono uno degli interlocutori a cui guardiamo con interesse e che può rispondere ad un fabbisogno specifico, quello di tecnici con competenze per l'innovazione, per una rinnovata comunicazione di ciò che siamo, per una nuova attenzione all'accoglienza e alla gestione della clientela. Sappiamo che il fabbisogno espresso dalle imprese del nostro settore è molto variegato. Spesso non siamo abbastanza attenti a questi profili, che però sono assolutamente centrali. Futuro, imprese, competenze, ITS. Intorno a questi concetti abbiamo costruito il nostro manifesto, un'affermazione dei nostri valori e dei nostri impegni, della nostra visione della formazione e dell'impresa, come luogo di apprendimento e di formazione. Oggi condividiamo assieme questo manifesto in alcuni punti. Partiamo dall'inizio. Primo punto. Vogliamo che il mondo dell'istruzione e della formazione interagisca col nostro sistema, reagendo alle sollecitazioni ovviamente positive delle imprese per la crescita del capitale umano. Vogliamo che la formazione e il mondo dell'impresa sviluppino politiche e strumenti atti ad assicurare il pieno diritto di cittadinanza delle persone che operano nel mondo economico. Pensiamo che dal connubio scuola-impresa devono attivarsi processi di accelerazione dei cambiamenti sociali, economici e alle opportunità connesse, al pensiero creativo e democratico che stanno alla base dello sviluppo economico sano. Ci impegniamo con il sistema dell'education a promuovere una nuova stagione del mestiere e delle professioni che operano nell'impresa artigiana. Ci impegniamo a ibridare le culture e le tradizioni del lavoro con le nuove culture della sostenibilità. Pensiamo che la formazione tecnica, sintesi dei saperi scientifici, sia uno strumento di espressione della creatività e dello spirito imprenditoriale. Ci impegniamo affinché l'allievo diventi il soggetto che attiva i processi di sviluppo strategico, generazionale e organizzativo nell'impresa artigiana, sia portatore di competenze pluridisciplinari di valore assoluto. Punto 8. Vogliamo che il laboratorio dell'azienda artigiana sia il luogo ideale per valorizzare le applicazioni tecnologiche e la manualità artigiana. Auspichiamo che la nuova didattica, che il mondo dell'istruzione e della formazione necessariamente farà propria, rafforzi quegli strumenti e quelle modalità di apprendimento esperienziali che hanno determinato il successo degli ITS.
Noi ci attiveremo per promuovere il sodalizio tra imprese e mondo dell'istruzione e formazione e per far sì che questo avvenga tramite l'apprendistato, quale sintesi di una nuova scommessa per il lavoro del futuro. Quindi un in bocca al lupo a tutti, ripeto e sottolineo che usciamo da un periodo veramente difficile del nostro settore, forse uno dei settori più impegnativi da questo punto di vista, però appunto con queste iniziative si guarda al futuro, che sarà un futuro, sono sicuro, roseo e di successo per tutto il nostro mondo, in particolare il mondo artigiano. Quindi grazie e in bocca al lupo a tutti. Grazie Presidente, grazie per la condivisione del manifesto, anche per i suoi saluti di indirizzo e, come dire, partiamo subito con questa serie di interventi dedicati. Il primo intervento è di Giulia Rosolen, responsabile dell'area competenze e mercato del lavoro di Confartigianato Imprese Veneto, che ci illustrerà, come dire, cosa sono gli ITS, ma soprattutto quali sono le opportunità e le modalità di collaborazione per le imprese artigiane, soprattutto dal punto di vista dell'apprendistato, con gli studenti degli ITS. Grazie Giulia. Grazie mille Franca, un ringraziamento davvero a tutti e grazie al nostro Presidente Malinverni che si è reso disponibile nonostante le difficoltà legate al collegamento, ma ha voluto esserci questa sera e portarci il suo discorso introduttivo e leggere il nostro manifesto che inquadra un po' la visione del nostro sistema. Un grazie di nuovo, visto che è l'ultima sera, quindi l'ultima volta che lo farò, anche a tutti i colleghi dei territori che davvero hanno reso possibile con il loro lavoro e il loro impegno questo ciclo di serate e i numeri delle imprese che siamo riusciti a coinvolgere, che sono davvero tante, per cui un grazie davvero a loro che hanno fatto un grande lavoro di diffusione e di disseminazione. Vengo alla mia relazione. Dunque, che cosa sono gli ITS? Gli ITS sono un canale di istruzione terziaria, non universitaria, non accademica, che si differenzia rispetto alla proposta accademica offrendo a chi la frequenta un percorso di istruzione e formazione integrata ad un'esperienza diretta nel luogo di lavoro all'interno dell'impresa e che si rifà a quelli che sono i modelli internazionali più avanzati, penso in particolare al modello tedesco, e rappresentano una risposta concreta ad una domanda di competenze avanzate che proviene dal mondo delle nostre imprese. Questi percorsi si inseriscono in questo momento, sapete che c'è una riforma di questo sistema in atto, nelle aree di specializzazione tecnologica individuate da un DPCM del 2008, che sono quelle in cui, diciamo così, è più concentrata la definizione dell'innovazione all'interno di quella che è il tessuto produttivo del nostro paese. Per accedere a questi percorsi è richiesto il superamento di una prova di selezione ed il possesso di un diploma di istruzione quinquennale, quindi un diploma tecnico, un diploma professionale dell'istruzione secondaria, oppure il possesso di un diploma di IFTS. Al termine del percorso di ITS, che al momento ha una durata biennale di 1800-2000 ore, si consegue un diploma di ITS che ha un valore pari al quinto grado EQF. Presto, in seguito alla riforma, probabilmente avremo dei titoli di istruzione terziaria assolutamente parificati in tutto e per tutto ai titoli di laurea triennale, ma questo lo vedremo quando effettivamente la riforma sarà definitiva. C'è una grande discussione intorno al testo. Per quanto riguarda i numeri, seppure gli ITS siano stati istituiti nel nostro paese nel 2008, quindi siano un percorso relativamente giovane, questi hanno iniziato la loro operatività a partire dal 2011, quindi i primi dati che abbiamo si riferiscono a queste annualità. Il numero degli iscritti è continuamente aumentato negli anni e ogni anno effettivamente si registra un numero importante, sia appunto collegato al numero degli iscritti e conseguentemente anche al numero dei diplomati. In Veneto
Siamo la seconda regione, veniamo subito dopo la Lombardia, per numero di iscritti e diplomati, quindi questo è un motivo che ci inorgoglisce, ma tuttavia continuiamo a ritenere che i numeri degli iscritti a questi percorsi siano ancora troppo pochi per far fronte al fabbisogno sempre più importante e manifesto del mondo delle imprese, che hanno bisogno dei ragazzi che escono da questi percorsi anche per innovare i propri processi produttivi. Per profili che non si riferiscono necessariamente alla grande impresa, ma come ha avuto modo di sottolineare anche il Ministro Bianchi nell'ambito del nostro convegno del 23 aprile, sono percorsi che si rivolgono specificamente al mondo della piccola impresa, e questo è evidenziato anche dai numeri di quelli che sono sostanzialmente i numeri, la classe dimensionale delle imprese in cui i ragazzi che provengono dagli ITS vanno a svolgere i loro tirocini. Ecco, guardando questo grafico che evidenzia il dato relativo alla distribuzione delle imprese sede di tirocinio degli studenti ITS, notiamo come nell'oltre 70% dei casi queste imprese abbiano meno di 49 dipendenti, quindi già ora anche la piccola impresa si propone come un alleato strategico per gli ITS. Noi ci auguriamo che questo partenariato, questa alleanza strategica diventi via via più strutturata e via via più forte. In questo senso diciamo che siamo perfettamente allineati anche a quelle che sono le previsioni del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che appunto ha voluto investire fortemente sugli ITS. Il Presidente Draghi nel suo discorso di insediamento lo ha detto esplicitamente: gli ITS sono il pilastro educativo del nostro Paese a cui dobbiamo rivolgerci per l'innovazione anche del tessuto imprenditoriale. E non è stata solo un'affermazione di principio la sua, tant'è che il governo ha voluto investire oltre 1,5 miliardi di euro proprio su questi percorsi, e appunto è già in sede di discussione alla Camera la riforma che accompagnerà questo percorso di rafforzamento. In questo contesto di discussione appunto di normativa relativa agli ITS, il sistema della Confartigianato del Veneto ha già fatto avere al Ministro Bianchi una serie di proposte per appunto rafforzare il ruolo della piccola impresa, che prevedono per esempio l'introduzione di incentivi fiscali, di misure di detassazione, deduzione e detrazione dei contributi versati alle nostre imprese per partecipare alle fondazioni ITS o per attivare con le fondazioni specifiche collaborazioni. Abbiamo poi richiesto l'estensione delle agevolazioni previste per l'apprendistato duale di primo livello, che si connette al mondo della formazione professionale dei CFP, anche l'apprendistato di terzo livello, che è quello che può essere attivato invece con le fondazioni ITS, oltre che il rafforzamento dell'orientamento rivolto agli studenti delle scuole secondarie superiori. Pensate che solo il 4% degli studenti iscritti ai percorsi tecnici poi decide di proseguire iscrivendosi ad un ITS, quindi i margini di crescita dei numeri degli iscritti sono effettivamente molto ampi. Abbiamo poi richiesto la stabilizzazione dei finanziamenti in modo che gli ITS possano diventare effettivamente un canale pari a quello alle altre proposte formative post diploma, e non che ogni anno debbano sostanzialmente rincorrere dei bandi per poter ottenere i finanziamenti, quindi una stabilizzazione. Detto questo, sappiamo che il Ministro Bianchi ha preso in considerazione le nostre proposte, c'è un'interlocuzione anche con la Confederazione Nazionale per appunto essere presenti e rafforzare il ruolo delle piccole imprese nella riforma. Quello che noi appunto vorremmo provare a fare è quello di cercare di attrarre il più possibile i ragazzi che provengono da questi percorsi nelle nostre imprese, fidelizzandoli attraverso l'attivazione di contratti di apprendistato di alta formazione e ricerca. I ragazzi che
partecipano a questi percorsi svolgono oltre il 40% del monte ore complessivo del loro percorso formativo all'interno delle imprese, con stage o apprendistati. Ecco, noi puntiamo molto sull'apprendistato perché pensiamo che in questo modo si possa stabilire da subito un rapporto contrattuale duraturo con questi ragazzi senza poi perderli sostanzialmente una volta che il tirocinio sia finito. Questo è un apprendistato particolare che si differenzia rispetto a quello a noi più noto che voi tutti avete sperimentato, che è l'apprendistato professionalizzante, perché prevede delle condizioni un po' particolari. È un apprendistato che si compone di 3 gambe, potremmo definirle così, una componente di formazione interna che si svolge direttamente in azienda e che sono sostanzialmente le ore che vengono individuate con l'ITS che costituiscono l'attuazione del percorso formativo in azienda, per cui è prevista una retribuzione al 10% di quella spettante in funzione del livello di inquadramento da voi individuato in sede di assunzione. La formazione esterna, che è quella che i ragazzi svolgono presso l'ITS, per cui non è prevista la retribuzione, è previsto l'esonero dalla retribuzione, e poi per le ore invece di effettivo lavoro, quindi non di formazione, che vengono svolte all'interno dell'impresa, è prevista una retribuzione pari all'80-85% di quello che è il livello di inquadramento individuato. Queste condizioni, questa disciplina di questa tipologia particolare di apprendistato sono individuate all'interno del nostro accordo interconfederale regionale per l'artigianato, stabilito appunto con le altre parti sociali venete. Nell'ambito di questo accordo che riguarda il mondo dell'artigianato abbiamo previsto delle speciali prestazioni e servizi per le imprese che attivano questa forma di apprendistato per accompagnarle con la Fondazione ITS nelle attività di coprogettazione del percorso formativo, nella definizione del contratto, nella formazione dei tutor aziendali, nell'adeguamento dei sistemi di salute e sicurezza. Tutti questi servizi sono finanziati tramite la nostra bilateralità artigiana. Questo proprio per facilitare l'attivazione di questa tipologia contrattuale e non aggravare appunto le imprese di particolari oneri legati proprio alla consulenza contrattuale. Abbiamo poi previsto, sempre nell'ambito del nostro accordo, anche dei vantaggi per i giovani assunti dalle nostre imprese con questa tipologia contrattuale. Abbiamo nello specifico previsto una borsa di studio di 1.050 euro che viene erogata al giovane dal nostro ente bilaterale una volta che si sia diplomato nell'ambito di questo contratto, la possibilità che questi ragazzi accedano alle prestazioni offerte dal nostro fondo di assistenza sanitaria integrativa, oltre che l'accesso al fondo di previdenza complementare con una quota aggiuntiva dedicata. Questo è un po' il sistema che noi abbiamo voluto mettere in piedi per valorizzare il contratto di apprendistato come leva di relazione con l'ITS, quindi tra ITS e imprese. Ovviamente i colleghi dei territori sono a disposizione delle imprese che vogliono approfondire questa opportunità. Io ho concluso con la mia relazione, come di consueto è arrivato il momento del clip realizzato dal nostro ufficio studi, dalla nostra Anna Miazzo, che inquadra i numeri delle imprese artigiane nel Veneto e non artigiane, con un focus specificamente dedicato a quelle imprese che possono attivare una collaborazione con l'ITS Turismo. Prego alla regia, grazie. Le 7 ITS Academy del Veneto, con i loro 55 percorsi, intercettano una fetta piuttosto rilevante del nostro tessuto imprenditoriale. Parliamo infatti di oltre 196.000 imprese potenzialmente interessate, per un totale di 28 mestieri coinvolti. Tra questi citiamo l'abbigliamento, l'arredo, la carpenteria, la chimica gomma plastica, ma anche l'edilizia, l'elettronica, l'ICT e la grafica, passando per l'alimentazione e la ristorazione, ma anche meccanica, tessile, trasporto merci e trasporto persone. Di queste imprese, oltre il 75% sono imprese artigiane, mentre le imprese che hanno al loro interno almeno un dipendente sono 83.000, di cui 34.000 attive nell'artigianato.
Queste imprese coinvolgono al loro interno oltre 1 milione di addetti, di cui 265.000 nell'artigianato. I lavoratori alle dipendenze sono invece 767.000, di cui 149.000 nell'artigianato. L'ITS Turismo interessa essenzialmente 9 mestieri: il trasporto persone, la grafica, l'ICT, la ristorazione, la lavorazione carni, gli alimentari, molitori, panificatori e caseari, per un totale di 65.000 imprese potenzialmente interessate, di cui 10.000 artigiane. Sono invece 33.000 le imprese che hanno almeno un dipendente. All'interno di queste imprese operano complessivamente 309.000 addetti, di cui circa 37.000 sono attivi nell'artigianato. I lavoratori e le dipendenze sono 211.000, di cui 21.000 nell'artigianato. Grazie Giulia per il tuo intervento che, come dire, ha proprio illustrato questa formula che direi specifica e dedicata di inserimento di giovani studenti dell'ITS all'interno di imprese artigiane. Abbiamo anche capito da questo clip video quante sono le imprese potenzialmente coinvolgibili all'interno di questo percorso e in qualche modo la cosa che stiamo vedendo in tutte queste serate, visto che appunto questo è l'ultimo appuntamento, abbiamo capito che ci sono tante imprese interessate a questo tipo di figure professionali e che vogliono anche contribuire fattivamente alla loro realizzazione. Lascio quindi la parola alla professoressa Erika Scopel che, come dire, ci aiuterà a capire qual è l'offerta specifica, l'offerta formativa specifica di questo ITS, che abbraccia diverse figure professionali e in qualche modo racchiude in sé tutto il mondo del turismo con la sua ampia e più ampia definizione. Prego, professoressa. Buonasera a tutti e grazie a voi, al sistema Confartigianato Imprese Veneto per questa opportunità e grazie soprattutto alle imprese che si sono rese disponibili per ascoltarci. Ditemi se mi sentite bene perché altrimenti mi metto in cuffia. Si sente bene, grazie. Grazie a voi. Allora, facciamo così un overview su quello che è oggi l'ITS Turismo in Veneto. Noi siamo una realtà di fondazione privata, sviluppiamo, come vi diceva poco fa la dottoressa Rosolén, questa formazione professionalizzante. Vuol dire che la maggior parte dei nostri docenti proviene dal mondo delle aziende, come imprenditori, ma anche come consulenti aziendali, formatori aziendali, con tutto il know-how che possono portare all'interno delle nostre aule, chiamiamole aule. Non sono professoressa, non insegno nessuna materia se non nella formazione aziendale, perché sono consulente aziendale anch'io, quindi veniamo per la maggior parte dal mondo delle imprese, dal mondo delle aziende. Ecco, qui vedete quali sono le nostre sedi, cioè noi ci articoliamo con i nostri master all'interno di praticamente tutte le province della Regione Veneto attraverso i nostri corsi specifici che toccano il mondo dell'accoglienza e il mondo della ristorazione. Le sedi le trovate qui, fra un attimo vi racconteremo anche i percorsi specifici in modo che abbiate un po' un'idea di che cosa si fa all'interno delle nostre aule. Vedete l'articolazione territoriale che ovviamente è affine alle esigenze che le imprese di quei territori hanno. Quindi Jesolo e Bardolino, insieme al territorio di Asiago, hanno dei percorsi legati al mondo dell'hospitality management, quindi dell'accoglienza alberghiera o anche extra alberghiera, ma anche dei servizi collegati, ovvero sia il trasporto, quindi parliamo di vettori ferroviari, su gomma, aerei, crocieristici. Parliamo di hub portuali, aeroportuali, parliamo di agenzie di intermediazione, quindi di vendita, OTA o agenzie di viaggio tradizionali. Parliamo anche di comunicazione e marketing, di destinazione e di prodotto. Quindi capite che il nostro è un percorso abbastanza trasversale al settore che tocca attraverso l'inserimento di aziende diverse, quindi di unità di formazione, di competenza diverse, ambiti che possono coprire tutte le vostre specifiche.
I corsi di Valeggio sul Mincio e di Villorba sono dedicati al Restaurant Business Management, che non è ristorazione pura, quindi noi non trasformiamo la produzione e non produciamo, noi comunichiamo e vendiamo, quindi troviamo, o meglio, prima impacchettiamo un menù, un prodotto enogastronomico, un prodotto anche agroalimentare, vitivinicolo, lo comunichiamo nella maniera corretta, attraverso i canali corretti ai corretti target e soprattutto troviamo dei canali di vendita. Tutto questo senza dimenticarci l'accounting, ovvero sia il revenue management e il revenue marketing. Il food costing poi diventa la specificità. L'ultimo corso che qui vedete è su Abano Terme e questo è nuovissimo, partirà entro ottobre ed è dedicato ovviamente al benessere. Quindi il wellness inteso non solo come wellness fisico, ma come benessere, come dire, olistico dal punto di vista fisico, ma anche psicologico, legato proprio a un retaggio, a una eredità che abbiamo avuto da questi ultimi 2 anni di esperienze, ovvero sia che il turista cerca sempre di più di stare bene, quindi non banalmente solo di stare, come dice qualcuno, all'aria aperta. Sì, l'aria aperta è fondamentale, ma i servizi collegati al turismo del benessere sono fondamentali per l'economia dei territori. Questo è il motivo che ci ha spinto ad avviare questo corso nuovo, di cui magari poi parleremo se ci sarà l'occasione o se ci saranno delle curiosità da parte vostra. I dati sull'ITS Turismo sono i dati di una fondazione che nasce subito, perché nasce nel 2011, dopo il decreto del 2008, e ad oggi a diploma, diciamo che a settembre arriveremo a diplomare quasi 600 persone, 447 diplomati ad oggi più i 120 che arriveranno con gli esami di fine biennio di questo settembre. La congruenza tra la formazione e l'occupazione rasenta il 90%, ma il dato fondamentale è che questa fondazione, prima delle 109 fondazioni in Italia su tutti i settori merceologici, ha un tasso di occupazione che supera il 97%. Vuol dire che noi in 10 anni di attività siamo riusciti a far occupare, non noi perché siamo bravi noi, siamo riusciti a supportare l'occupazione del 90, quasi il 100% dei nostri diplomati, semplicemente per il fatto che dialoghiamo con le aziende costantemente e quindi riusciamo a mettere in campo dei programmi formativi che rinnoviamo peraltro di anno in anno, esattamente in linea con quello che le aziende ci chiedono. Quindi i ragazzi che escono da un ITS, turismo nel mio caso, sono pronti per il mercato di oggi, ok? Addirittura i miei ragazzi usciti che usciranno quest'anno sono pronti per un mercato post-Covid sotto tutti i punti di vista, perché nel frattempo noi abbiamo rivisto, rivisitato e riprogettato le unità formative anche dei corsi in essere che erano già partiti nel 2020, perché erano partiti nel 2019. Quindi ci siamo ritrovati a rivedere le unità formative proprio in virtù del fatto che il mondo cambia e sta cambiando e che questa pandemia sicuramente ha modificato tantissime modalità di comportamento nella scelta della destinazione del prodotto, del viaggio, nella scelta della modalità di acquisto e anche proprio di fruizione. Qui vedete un po' di numeri sulle aziende che abbiamo coinvolto e che annualmente continuano a essere coinvolte con noi. Trovate anche delle aziende estere perché noi lavoriamo moltissimo con l'internazionalizzazione, tant'è che noi abbiamo per 2 tornate consecutive, rinnovata peraltro l'ultima quest'anno, la carta ECHE, che è la carta che ci permette di sviluppare programmi di internazionalizzazione in and out secondo il programma europeo Erasmus+. Quindi i miei ragazzi possono fare degli stage curriculari anche all'estero, proprio in modalità Erasmus, con carta con borsa di studio Erasmus, in parte pagato ovviamente da Erasmus e in parte da noi. E qui trovate questo primo posto in classifica nazionale per area tecnologica,
Questo è un primato che teniamo da sempre. Ovviamente i KPI di riferimento sono diversi. I più importanti sono l'occupazione, viene chiamata occupabilità da indire, e soprattutto l'innovazione continua della figura professionale. Confartigianato fa parte dei nostri soci partner. Questi sono i nostri 10 soci fondatori, quindi coloro che 11 anni fa hanno messo le basi per la nascita di questa fondazione privata. Poi abbiamo il sistema di Confartigianato Imprese Veneto proprio tra i nostri soci partecipanti, quindi un supporter non da poco per quanto riguarda l'attività, soprattutto quelle che poi vanno a finire dentro le aziende, perché noi ragazzi all'interno di Imprese Confartigianato li abbiamo come stagiaire e ci auguriamo di averle, e ringrazio Giulia Rosolén per l'introduzione, come apprendisti di terzo livello. Apprendistato di alta formazione e ricerca per noi diventa una chiave strategica proprio di innesto all'interno di un'azienda in maniera virtuosa, e quindi senz'altro per noi questo può essere, come dire, uno scatto non da poco. Ecco, vi narro, vi mostro quali sono i nostri corsi. Ambito Hospitality Management, vedete le declinazioni del tourism generale nelle destinazioni di Jesolo e Bardolino, del Mountain in Asiago, del Wellness nuovissimo che partirà ad Abano e del Digital 4.0 che abbiamo sulla sede di Jesolo, peraltro una sede autonoma, nuovissima, meglio rinnovata, dove siamo entrati poco meno di un anno fa, che ci è stata concessa dal Comune e che in questo momento, io vi sto parlando da qui, ospita 2 di questi corsi, il Tourism e il Digital 4.0. Il Digital 4.0 per forza qui, perché qui abbiamo tutta una serie di dotazioni tecnologiche, un po' ovviamente ascrivibili al modello di Industry 4.0 per i servizi, quindi strumenti di applicazione di realtà per esempio aumentata o realtà virtuale, monitor interattivi, e quindi abbiamo anche questa skill particolare. E poi il corso che forse può interessare ai più di voi, che è quello di Restaurant Business Management a Villorba e a Valeggio sul Mincio. Questo è un corso di, come dicevo prima, dedicato a un diplomato, ovviamente, che vuole specializzarsi nel settore enogastronomico dal punto di vista della pacchettizzazione del prodotto, della sua comunicazione e della sua vendita. Non a caso l'ospite di oggi, che è un nostro corsista, viene proprio da questo percorso e magari potrà anche raccontarvi un po' di dentro che cosa si fa all'interno di un percorso come questo. Vedete che il biennio è un biennio intenso, sono 1800 ore, vuol dire una frequenza quotidiana, la maggior parte delle ore sviluppate, come dicevo, da professionisti, per noi oltre il 70%, in realtà è oltre l'80% come dire, il numero, la percentuale di docenti che proviene dal mondo delle aziende. Considerate che il 60% delle ore viene fatto all'interno di un'aula che non è una metodologia, una metodologia frontale di docenza, ma è un'aula molto molto interattiva, dove ovviamente c'è una parte di trasferimento di competenze di tipo metodologico, ma poi dove si lavora tantissimo attraverso, per esempio, gli applicativi delle aziende, piuttosto che attraverso le visite aziendali o le lezioni all'interno delle aziende, i viaggi studio, i workshop, le fiere di settore, ovviamente fatte in un certo modo e non banalmente come una visita B2C, ma è proprio una visita strutturata in maniera B2B. E poi questo 40% di ore, quindi quasi la metà, dedicato allo stage curriculare, anche eventualmente in modalità, come dicevamo poc'anzi, di apprendistato. Considerato che dentro i nostri corsi, dentro tutti i nostri percorsi, noi andiamo a rilasciare delle certificazioni obbligatorie per l'azienda, cioè i nostri ragazzi
e questo è un inciso che ci tengo a fare avendo le aziende in questo momento come audience, il certificato di formazione generale, il certificato di formazione specifica lavoratori, ma anche la prevenzione incendi con l'esame dai vigili del fuoco che paghiamo noi, la formazione preposti e il primo soccorso e anche il BLSD, quindi il corso defibrillatore, nonché per i corsi restaurant la parte di HACCP. Ecco, i ragazzi quando escono dal mio percorso hanno già tutte queste certificazioni con le prove fatte in mano, quindi già per l'azienda sono un piccolo investimento fatto in termini di costo e di denaro, perché hanno già smarcato questo aspetto. Ecco, qui vedete un po' delle highlight per ogni percorso. Quindi il tourism abbastanza un overview sui settori di accoglienza, trasporto, intermediazione e marketing e vendita. Il wellness, la stessa cosa, ma ovviamente calato in un ambito di benessere, scelta di Abano, perché il territorio qui in Veneto è vocato a questo, però piccoli diplomati che possono essere allocati in altre destinazioni benessere, immagino la montagna, il lago. Il corso Mountain ha questa specificità della montagna e dello sport, quindi sia ricettività che ristorazione, però calata in un territorio montano, e il 4.0 che ha tutta la parte della strumentazione digitale. Il corso restaurant, su cui mi piace soffermarmi un po' di più, dice gestire e comunicare la ristorazione del futuro, quindi banalmente anche i nuovi format, le nuove modalità di prodotto, di confezionamento di prodotto inteso proprio come modello di business nuovo, modalità di vendita, e di comunicazione. Ecco, questo è un po' il cuore di questo percorso. I nostri ragazzi entrano in cucina solo in una cucina di ristorazione solo per vedere come funziona, ma non sono né cuochi né camerieri. Ecco, questo ci tengo a dirlo, perché non è nostra la scuola che deve sfornare questo tipo di competenze. Ecco, per chiudere avete una slide con qualche indicazione di quali possono essere le opportunità di collaborazione con la rete Confartigianato. Gli stage, noi siamo aperti con 400 ore di stage formativo per anno, quindi 800 ore nel biennio, la possibilità di avere l'apprendistato di terzo livello, quindi apprendistato, alta formazione e ricerca, ma le aziende si aprono per noi anche per delle lezioni in aula, delle visite aziendali e per interventi dentro le nostre aule con dei focus su delle attività e dei progetti specifici su cui noi possiamo mettere mano e collaborare. Chiediamo sempre a Confartigianato, ma Rosolén lo sa bene, supporto anche nella individuazione di contenuti che siano in linea con quello che le aziende oggi cercano, e poi i progetti a mercato. Ecco, i progetti a mercato, che è come dire un fiore all'occhiello di alcuni ITS in Italia e nel Veneto. In questo caso l'opportunità è arrivata proprio da Confartigianato Imprese Veneto e da IVL, che ci ha messo a disposizione non una ma 3 aziende su cui altrettanti percorsi nostri hanno lavorato per portare a casa una consulenza specifica, cioè un progetto che alla fine abbiamo consegnato nelle mani di un imprenditore. Mi fa piacere poi chiudere con questa chiosa, proprio perché credo che il prossimo intervento che presenterà Bandiera sarà dedicato proprio a loro, ovvero sia al caso di un progetto mercato che coinvolge una azienda del vostro network e uno dei nostri percorsi, nello specifico il percorso Restaurant Business Management di Treviso, di Lancenilo di Villorba, con uno dei nostri ragazzi che peraltro saluto insieme all'impresa che parlerà tra poco. Chiedo a voi e chiedo a Bandiera se ci sono delle domande o delle curiosità ora o se ci riserviamo dopo.
Allora, grazie professoressa Scopelli. Al momento non ci sono domande sulla chat, invito ovviamente i partecipanti che volessero chiedere qualche approfondimento ad utilizzare la chat anche con questa opportunità. Ovviamente per tutte le imprese poi che volessero approfondire, chiedere collaborazioni e quant'altro, rimaniamo a disposizione sia noi diciamo di Confartigianato Veneto di IVL, ma ovviamente anche tutti i colleghi delle territoriali che hanno organizzato con noi queste serate. Quindi oltre al fatto che poi, e lo presenteremo alla fine, manderemo a tutte le aziende che sono iscritte un questionario in cui potranno proprio manifestare la loro volontà di collaborare e su questo poi verranno come dire, contattate e verranno fatte delle proposte. Grazie professoressa, perché appunto questo, come dire, questa presentazione ci è molto utile proprio per capire che gli ITS sono una forma di istruzione che ha una particolarità, a mio avviso, che li rende così interessanti. La loro adattabilità e flessibilità, nel senso che c'è una progettualità che viene fatta di anno in anno e all'interno della progettualità poi ci possono essere anche degli adattamenti e delle opportunità che si aprono proprio in funzione delle esigenze che manifestano le imprese o i contesti del territorio. E vedremo sia dalla testimonianza ma poi anche dalla tavola rotonda se riusciamo a trarre qualche spunto per future e prossime collaborazioni. Come lei ha già anticipato, lascio la parola prima a Manuel Fiana, che è il titolare di Italia Best Menu, che è una di queste aziende che appunto ha avuto l'opportunità di partecipare al progetto Speed Up. Dico due parole visto che appunto sono il direttore di IVL e quindi il capofila di questo progetto. Speed Up è un progetto finanziato dal Fondo Sociale Europeo che ha permesso ad un gruppo di aziende di sperimentare una metodologia di innovazione collegata al design thinking proprio grazie alla collaborazione con l'ITS. C'è un percorso di formazione e consulenza in azienda, una collaborazione con l'ITS e poi una valutazione del prodotto. Però Manuel Fiana di Best Menu ci racconterà tutta la sua esperienza e anche qual è la sua valutazione rispetto a questa collaborazione con l'ITS. Prego Manuel. Buonasera a tutti, buonasera Franca e grazie anche dell'invito a partecipare a questo incontro. Io sono appunto il titolare di Italia Best Menu, un'azienda che ha avuto la possibilità e la fortuna di partecipare a questo progetto Speed Up e ci tengo a precisare che è stata anche la mia prima esperienza attuale con gli ITS e con questo mondo. Beh, innanzitutto la nostra azienda è un'azienda anche molto giovane perché è stata fondata nel 2017, siamo io e il mio socio Christian e abbiamo 2 dipendenti, quindi siamo un'azienda piccolina e lavoriamo nel mondo della ristorazione. In quanto abbiamo creato un'app nel 2017 dal nome Best Menu, che è un'app che permette di cercare ristoranti in base al piatto che si vuole mangiare e questo ci ha comunque portati a conoscere un mondo molto importante come quello della ristorazione, fatto di tanti locali e tante eccellenze italiane che abbiamo. Nel corso degli anni siamo arrivati al 2020 che è stato un anno terribile per la ristorazione, più che altro perché come ben sapete dopo il Covid la pandemia ha colpito soprattutto il settore turistico e anche quello della ristorazione, il che ci ha permesso di aiutare in primis i nostri clienti ristoratori a poter continuare a lavorare nonostante le chiusure forzate e ci ha obbligati di fatto a creare una piattaforma che ad oggi è diventato anche il nostro fiore all'occhiello, che si chiama Best Menu Manager, che permette ai ristoratori di poter lavorare con la sport online, una piattaforma che gli permette di ricevere le prenotazioni del tavolo, migliorare il sito web, l'integrazione con i social e quant'altro. A tal proposito, col progetto Speed Up siamo entrati appunto in contatto con l'ITS Turismo. Stasera c'è anche Enrico, un ragazzo che poi fa parte dell'ITS che ha fatto anche uno stage da noi, quindi è stata anche un'esperienza molto interessante e soprattutto, devo essere sincero, la classe di ragazzi che ha lavorato con noi mi ha colpito e mi ha sorpreso perché la qualità dei materiali, dei contenuti che hanno portato è stata di livello professionale, cioè sembrava di aver commissionato il lavoro proprio a un'azienda specializzata
nella ricerca, diciamo, di mercato che ci hanno fatto, ci hanno procurato dei materiali per capire il momento storico, i competitor che abbiamo in azienda e ci hanno accompagnato appunto in questo progetto, in questa sfida progettuale Sfida Up. Quindi Franca, la mia esperienza è sicuramente positiva e siamo stati molto contenti. Un ragazzo della classe, appunto Enrico, che è qui presente anche stasera, ha fatto e ha svolto anche uno stage da noi di 3 mesi ed è stato molto importante per dare ancora più valore a questo progetto, perché avere la possibilità di sentire quotidianamente un ragazzo della classe dell'ITS che lavori direttamente con noi ci ha permesso di accelerare ulteriormente i tempi e gli sviluppi del progetto. Tanto che appunto abbiamo sviluppato insieme anche ad Enrico delle idee molto interessanti sulle quali stiamo lavorando tuttora. Quindi mi sento di rinnovare i complimenti, ringraziare ancora tutti i vari enti che hanno realizzato questo progetto e ne sono veramente orgoglioso di aver fatto parte. Vi ringrazio. Grazie Manuel per questa testimonianza. Ecco, in questo caso concreto di come dire, il rapporto tra un ITS e un'azienda non sia solo ed esclusivamente collegato allo stage, anzi forse si costruisce meglio e si rinforza o si rafforza proprio nella collaborazione, nella coprogettazione o con la realizzazione delle attività formative. E credo che per questo settore, anche per le imprese che poi ci porteranno la loro testimonianza, il loro punto di vista, possa essere un punto molto importante, perché come dire, molte delle nostre imprese artigiane non hanno pacchetti turistici, però potrebbero contribuire alla costruzione di pacchetti turistici, essere parte di una rete, alcune poi ne parleremo di questo, quindi mi sembra che sia proprio un bel caso quello di partire non tanto pensando subito che la modalità principe sia il tirocinio o lo stage, ma invece la collaborazione proprio nella coprogettazione, nella realizzazione di project work e nelle esperienze che si possono fare. Allora sentiamo anche la voce di Enrico Minisini, che appunto è uno studente che tra qualche mese completerà il suo percorso di ITS perché a settembre farà gli esami e quindi raggiungerà il titolo di tecnico specializzato sentiamo da lui qual è la sua esperienza. La prima domanda che gli faccio è come è arrivato a fare la scelta di fare l'ITS e che esperienza è stata per lui questa. Buonasera a tutti, salve, vi ringrazio per l'invito. E partendo dalla prima domanda, io ho frequentato ovviamente una scuola alberghiera. Dopodiché avevo iniziato il corso di viticoltura ed enologia all'Università di Udine, ma non trovandomi bene in questo corso, sentivo che non faceva per me, ho deciso di cercare corsi alternativi e tramite una parente ho conosciuto che lavora nella scuola dove noi svolgiamo le lezioni, ho saputo di questi ITS, allora mi sono informato, ho partecipato ai loro Open Day, mi hanno convinto e quindi ho fatto la preiscrizione, ho fatto gli esami e fortunatamente sono riuscito ad entrare iniziando nel 2019 il mio percorso con loro. Bene, grazie. Hai scelto quindi questo corso perché ti dava maggiore concretezza rispetto all'esperienza universitaria che stavi facendo, giusto? Esattamente. Che tipo di stage hai avuto modo di fare? Allora, ovviamente il primo anno, essendoci stata la pandemia di Covid, la situazione tirocini è stata molto complicata, soprattutto nella ricerca delle aziende, quindi ho potuto fare solo un breve stage di 15 giorni come, cameriere. Ero seguito un po' dal food and beverage manager di questo hotel che si chiama Castelbrando, è un hotel a Cison di Valmarino all'interno di un castello storico molto famoso, e quindi per la maggior parte mi sono dedicato alla parte proprio operativa di sala, quindi vedevo un po' come funzionava la sala. Questo secondo percorso che hai Esatto. fatto,
Durante il secondo anno, iniziando un progetto prima con i miei compagni e poi continuandolo direttamente con l'azienda e poi anche il Dipartimento di Management dell'Università di Venezia, mi sono dedicato a questo progetto che abbiamo sviluppato. In più, ovviamente, facendo il tirocinio all'interno dell'azienda, ho anche lavorato nella parte operativa, quindi mi hanno insegnato come lavorano, cosa propongono, come assistono i clienti, ed è stata un'esperienza molto molto bella, davvero bella, perché anche proprio l'intera collaborazione che c'è stata tra aziende, ITS e università per questo progetto è stata una cosa interessante e che alla fine ti lascia qualcosa comunque, ti dà anche un metodo di lavoro sullo sviluppo dei progetti in generale. Sì, infatti direi che la metodologia proprio che avete utilizzato è proprio quella di una metodologia per fare innovazione e quindi, come dire, oltre all'esperienza concreta, anche un metodo, un approccio che è stato condiviso sia per gli studenti ma anche per le imprese che hanno avuto modo di partecipare al progetto. E, come dire, colgo appunto questa testimonianza di Enrico perché è un elemento che in queste serate abbiamo raccolto in più occasioni, proprio queste modalità di come dire, stage ed esperienze che diventano di coprogettazione costante con le imprese. In qualche modo le imprese hanno l'opportunità di vedere approcci nuovi, ma anche gli studenti magari hanno modo di cogliere una maggiore complessità, una maggiore articolazione delle necessità di un'impresa, non rimanendo magari focalizzati o concentrati solo su un unico aspetto. Quindi questo aspetto dell'ITS, ecco. Consiglieresti a un tuo amico di fare l'ITS? Sì, assolutamente sì, soprattutto perché non è un percorso classico, punta molto sulla digitalizzazione. Io ho notato, perché anche nei percorsi formativi che noi facciamo c'è sicuramente una parte di studio dell'operatività classica che può esserci in un albergo o in un ristorante, ma la maggior parte dei corsi punta sì, alla digitalizzazione, quindi l'uso dei social network, l'uso delle piattaforme, l'uso dei software. È un po' un corso per ciò che sarà la ristorazione e l'hotellerie del futuro. Bene, grazie appunto, grazie Enrico, grazie Manuel per la vostra testimonianza, che proprio rappresentano dei casi concreti di come le collaborazioni iniziate appunto con una forma progettuale poi possono proseguire anche con delle opportunità di collaborazione un po' più significative e possono in qualche modo sviluppare dei percorsi di innovazione. Bene, grazie per la vostra presenza, per la vostra attenzione. Passiamo ora a sentire la testimonianza di 3 imprenditori che hanno, come dire, punti di vista differenti, visto che operano in 3 contesti differenti, ma sempre afferenti a questo settore. Vi presento e poi darò ad ognuno la parola. Sono Fabio Fior dell'Hotel Fior di Castelfranco Veneto, il signor Marino Gottardi di Viaggio Gottardi di Venezia e Jacopo Poli delle Polidistillerie e Polimusei. Partirei da Fabio Fior, a cui appunto chiederei un po' qual è l'interesse del settore, diciamo, dell'ospitalità che lei in qualche modo questa sera rappresenta per queste figure, e se dal suo punto di vista appunto potrebbero essere utili anche nella messa a punto di nuovi pacchetti, nuovi prodotti o nuovi servizi. Sì, buonasera a tutti, vi ringrazio per l'invito. Quello che può dare molto un ITS per quello che riguarda l'hospitality, quindi sia l'albergo che la ristorazione, è soprattutto una formazione veloce e sempre aggiornata, quindi avendo di continuo, diciamo, dei confronti anche con le aziende che operano nel settore, di dare appunto una preparazione aggiornata su quello che vuole. Fabio, abbiamo qualche problema con la connessione, forse? Mi sentite? Sì, adesso sì. Ecco, no, dicevo che è una, diciamo che l'ITS si traduce in rapidità
operativa di quello che e sicuramente di formazione, dove purtroppo una pecca delle aziende dell'hospitality, diciamo, artigiane è proprio questa, che sono aziende per lo più familiari, dove non hanno una struttura organizzativa e non hanno diciamo quello che è la conoscenza del trend, diciamo, e non possono avere appunto aggiornamenti, diciamo, continui. L'ITS secondo me può essere molto molto utile per trovare queste figure che poi, oltre a operare in azienda, possono creare diciamo delle sinergie con varie aziende. Noi facciamo parte di una rete appunto di aziende, di una rete di imprese sul cicloturismo, e dove abbiamo vari soggetti di imprese differenti, quindi dall'ospitalità alla ristorazione, al trasporto pubblico e via dicendo. Quindi un ITS, un tecnico specializzato di ITS potrebbe sicuramente creare una connessione, fare da collettore a quello che sono le varie imprese dei vari settori, per operare appunto in queste reti di impresa, in questi prodotti turistici che anche Regione Veneto propone, quindi, e vuole proporre, perché non si parla soltanto di destinazione, appunto in questi momenti, ma si parla di prodotto, perché la destinazione di varie offerte, insomma. Ecco, quindi per questo credo sia molto valido. Nella parte ristorativa anche, perché appunto crea delle visioni diverse all'interno dei ristoranti, crea un menù che sia efficiente e non più un menù che sia solo menù, quindi crea un punto di vista manageriale e imprenditoriale di quella che è la ristorazione moderna, diciamo. Bene, grazie Fabio per questa per il suo contributo. Appunto il tema è quello di fare rete, fare squadra, ma anche innovare trovando nuove soluzioni, nuove modalità per accogliere i turisti, a cui offrire dei pacchetti sempre più in qualche modo interessanti, completi e anche flessibili rispetto alle sue esigenze. Passo ora la parola al signor Marino Gottardo. Il signor Marino Gottardo ha un'azienda che si occupa di trasporto di persone, noleggio pullman, trasporti con l'autista e quant'altro, e in qualche modo anche lui ci può raccontare un po' un'esigenza che in questo momento magari è concentrata su una figura che certo non forma l'ITS, che è quella degli autisti, però accanto a questa magari il signor Gottardo, come molti altri imprenditori della sua categoria, potrebbero portare le testimonianze, insomma, di un mondo complesso che sta cambiando, di varie prospettive anche in un'ottica di internazionalità. Prego, signor Marino. Buonasera, grazie innanzitutto dell'invito. Mi sentite? Sì. Perfetto. E, come già un po' illustrato dalla dottoressa, il nostro settore è decisamente cambiato, a parte questo periodo di pandemia che ovviamente in questo biennio ormai è all'esasperazione, però diciamo per quanto riguarda proprio la tipologia di lavoro è completamente cambiato, nel senso che da prima, diciamo, il classico noleggio dell'autobus o delle autovetture è una cosa abbastanza, diciamo, semplice. Adesso in realtà la cosa è divenuta molto complessa, in quanto per poter far fronte alle varie esigenze di mercato sia sul trasporto nazionale ma anche sull'internazionale c'è necessità di avere delle figure che si occupano costantemente per qualunque cosa, diciamo, legato alle varie situazioni complesse, diciamo, che in realtà lo Stato, o meglio l'Europa, ci sta facendo cambiare. Giusto per avere un'idea, ognuna delle nostre attività ha necessità di avere delle partite IVA aperte sulle varie nazioni dove transita, quindi già questo per dare, è giusto un'infarinatura, perché ovviamente non voglio andare nello specifico, però questo è già un'idea per far capire quanto sia complessa e la normativa fiscale, la normativa della gestione dei turni di lavoro dei dipendenti, perché ovviamente abbiamo
gli autisti, ma a sua volta dobbiamo tener conto delle presenze orarie, della gestione dei viaggi, quindi impostare la percorrenza e quindi capire quanto tempo avanza uno rispetto all'altro per poter fare ripartire il giorno successivo, quant'altro, quindi è divenuta una cosa molto complessa. Interessante potrebbe essere l'applicazione di un ITS per un altro ulteriore, diciamo, un ulteriore passaggio, cioè far crescere una sorta di maglia tra le nostre aziende e le aziende che in qualche modo sono correlate, quindi mi riferisco a quello che può essere l'agenzia viaggi assieme con noi, ma potrebbe essere assieme all'albergo, assieme al pacchetto turistico vero e proprio. Quando uno va a prenotare un viaggio in realtà non pensa a quello che è la complessità del viaggio, cioè pone fine al fatto di dover arrivare in un hotel, ma magari non ci pensa come poter arrivare, quindi creare la tipologia di mezzo di trasporto più, diciamo, idoneo per quanto riguarda e la persona singola, ma anche lo stesso gruppo. Idem per un discorso, diciamo, di ristorazione o altro, quindi in realtà proprio quello che riguarda una sorta, diciamo, di persona che sia addetta in una cosa molto molto ampia, che non è legato al fatto della mera, diciamo, prenotazione che arriva e la gestione vera e propria, insomma. Quindi credo potrebbe essere davvero una situazione di opportunità nel fatto di avere anche, tra l'altro, una cosa innovativa, perché si parla di una cosa turistica, quindi una cosa, voglio dire, che anche non è statica ma è in continua evoluzione e che potrebbe essere anche motivata per penso una persona, un ragazzo che in qualche modo se vuole, diciamo, si trova ad avere una strada aperta in vari fronti, in varie situazioni, insomma. Questo è quello che... Bene, grazie Marino. Prego. Per questo suo appunto contributo. Appunto il tema è proprio quello di, come dire, trovare innovazione magari mettendo insieme più esigenze, più aziende, più contesti. Esatto. Bene. Passo ora la parola a Jacopo Poli di Poli Distillerie Poli Museum. È un'azienda, come dire, che ha saputo coniugare un tema di tradizione con un'innovazione di offerta sia di prodotto ma anche di un'offerta culturale collegata al museo. E chiedo anche al signor Poli appunto di raccontarci un po' il suo punto di vista rispetto a queste nuove figure tecniche, a queste opportunità proprio per fare innovazione nella sua realtà. Prego. Sì, la nostra è una realtà familiare artigiana, ci occupiamo di bevande alcoliche, nello specifico di grappa e nel corso degli anni, negli ultimi 30 anni, abbiamo anche cominciato a fare accoglienza in azienda e abbiamo aperto 2 sedi dove raccontiamo la storia della grappa, quindi una sede a Bassano e una a Schieron, appunto dedicate a un aspetto museale. Quindi in questo ambito abbiamo cominciato a fare anche esperienza di accoglienza sia nelle 2 sedi museali che all'interno della distilleria. E quindi di queste visite mi occupavo io, mi sono occupato di per tanti anni, poi via via ci siamo strutturati. Attualmente abbiamo 4 persone che si occupano esclusivamente delle visite in azienda e nel frattempo abbiamo cominciato anche a interloquire con agenzie che si occupano di meeting, congressi, incentive, eventi, le cosiddette agenzie MICE e tour operator. È un'esperienza che abbiamo acquisito da autodidatti, nel senso che non abbiamo assunto personale con competenze già specifiche in questo ambito, ma ce le siamo fatte qui in diretta. Quello che ritengo dovrebbe essere, diciamo così, il quadro di competenze di una persona che si affaccia al mondo dell'ospitalità, che sia la nostra azienda, il mondo della ristorazione o dell'hotellerie o dei trasporti e così via, sono competenze tecniche che però più delle volte vengono acquisite in azienda perché poi ogni azienda ha le sue specificità. Competenze linguistiche, questo è un tema che è comunque molto importante perché accoglienza significa anche saper raccontare quegli elementi tecnici nelle lingue degli ospiti che ci vengono a trovare, per cui il tedesco in prima battuta, l'inglese, possibilmente lo spagnolo e il francese. Quindi le competenze linguistiche sono oggi ancora sotto la media, secondo me, in rapporto alle aspettative dei nostri ospiti, visitatori che ci vengono a trovare dall'estero. Poi
Competenza, ecco, si parlava di digitalizzazione. Prima ancora bisogna avere competenze informatiche, perché mi capita spesso di avere, noi abbiamo una quarantina di persone che lavorano qui con diversi titoli di studio, ma è molto diffusa l'abilità dell'utilizzo dei social, ma un utilizzo intelligente e concreto del pacchetto Office, già questo sarebbe veramente tanta cosa, perché non è detto che uno sappia usare Excel come si deve e con tutte le potenzialità che questo comporta. E infine, quindi, competenze tecniche, linguistiche, informatiche e soprattutto relazionali, perché il mondo di ospitalità è un mondo di relazione, quindi è un mondo in cui la persona deve essere a disposizione, deve essere a servizio, deve essere predisposto ad accogliere e quindi a lavorare quando gli altri si divertono. E questa è una cosa che non è proprio facilissima da far digerire a tutti. Ultimamente diventa un po'... Allora, diventiamo tutti manager, bravi a fare i manager, ma poi ci vuole qualcuno che combatte in prima linea, no? E il manager ci vuole, deve essere il primo a dare l'esempio, quindi deve essere il primo che se si tratta di fare accoglienza la sera o la sabato o la domenica sia quello che dice io per primo e poi qualcuno lo seguirà, ma deve essere quello che per primo dà dell'esempio. Quindi da questo punto di vista credo che una qualsiasi attività formativa dovrebbe includere quello che noi cerchiamo di raccontare quando ospitiamo studenti qui in distilleria, ne abbiamo avuti tantissimi, ora con il tema Covid è tutto in sospeso, ma ritorneranno, e ci piace appunto condividere quella che noi riteniamo essere l'etica del lavoro. Quindi la formazione non che gonfia l'ego, perché non è quello che ci interessa, né dare titoli altisonanti alle mansioni, che è una cosa che devo dire piace molto e attira molto, però bisogna stare anche molto attenti, perché abbiamo avuto persone che se ne sono andate perché non avevano una qualifica che li faceva sentire importanti rispetto ai loro amici. Quindi in un ambito sociale la qualifica, il poter dire sono hospitality manager li gratifica. Però dobbiamo stare attenti, perché poi se quella qualifica per qualche motivo non può essere riconosciuta, la persona va in crisi di identità. E quindi secondo me un'attività formativa dovrebbe promuovere l'etica del lavoro, che non è gonfiare l'ego, ma piuttosto diciamo così, sviluppare quell'attitudine all'impegno quotidiano, in questo caso nei confronti degli ospiti, che sono i principali datori di lavoro, e poi un impegno di lealtà nei confronti dell'azienda, che è un altro tema anche questo qua importante, perché molto spesso vediamo persone che vengono formate in Italia e poi se ne vanno altrove, perché fa più figo magari andare altrove, e visto che c'è appunto un BTS ad Asiago, vi racconto proprio un piccolissimo aneddoto. Ieri ero su alle Melette, dove c'è peraltro una cosa bellissima, stanno gestendo un rifugio, una famiglia di ristoratori stellati di Schio che ha preso in gestione il rifugio delle Melette, una cosa veramente bella, dove un gruppo di imprenditori sta facendo un investimento importante per la riqualificazione di quest'area, che era un rifugio abbandonato, e ci dicevano siamo qua, io, mia moglie e mia figlia, e non facciamo fatica a trovare il personale. No? Quindi questi sono temi molto noti. Questo è un tema che in questo periodo, come dire, stanno toccando in mano con molti, e come dire, l'obiettivo di queste serate è sicuramente quello di cominciare a parlare del tema incrocio domanda-offerta, però con un focus specifico di un'offerta di tipo formativa specialistica, ecco. Quindi qua esula da quello di cui stiamo parlando adesso. Però ecco, credo che i ITS possono fare molto da questo punto di vista, quindi appunto mettere insieme queste competenze trasversali, soprattutto l'attitudine a essere veramente un valore aggiunto per
per l'azienda, nel senso di voler portare più che ricevere. Certo. Bene, grazie signor Poli per questa testimonianza e come dire, per le esperienze che abbiamo visto, per i percorsi che abbiamo sentito, anche per le persone che abbiamo incontrato, mi sembra di dire che in quasi tutti i VTS questo tema che lei ha centrato, cioè quello del anche educarsi a lavorare in gruppo o al fare un lavoro, come dire, venga sempre proposto e riproposto durante il percorso, proprio per l'intensità con cui viene realizzato il percorso. Però credo che la professoressa Scopel ci possa meglio illustrare questo aspetto e rispondere anche ad alcuni punti magari che i nostri imprenditori hanno sollevato. Sì, intanto ringrazio gli imprenditori per essere intervenuti. Ognuno ha portato delle specifiche rispetto a dei settori che noi tocchiamo. Mi soffermo su quello che diceva Poli poco fa, le lingue, l'informatica o comunque gli strumenti di Office e le soft skills, ed è esattamente questo che noi facciamo ed Enrico ci è testimone in questo. Le lingue sono le unità formative più corpose in numero di ore, parlo del tedesco e parlo dell'inglese, che coprono monte ore oltre le 100 ore nel biennio, con docenti che non sono i docenti di scuola tradizionali, sono sempre docenti madrelingua che provengono da percorsi simili a questi o dalle aziende stesse. Excel l'ho voluto fortemente, l'anno in cui sono diventata direttore, la prima cosa che ho chiesto alle aziende era di che cosa avete bisogno e tutte le domande erano rivolte a che sappiano usare Excel. E così li abbiamo riempiti di Excel, li portiamo fino a un livello almeno intermedio, perché fondamentale è l'ABC, cioè se lavoriamo tutti quotidianamente con lo strumento. Questo solo per fare una battuta, per dire che siamo assolutamente in linea. E poi le soft skills, che in questo biennio sono state fortemente penalizzate, peraltro, perché i ragazzi che hanno completato il percorso di studi secondari di secondo grado lo hanno fatto da casa, davanti a un monitor, nella complessità di una vita familiare costretta, coatta, e quindi dobbiamo anche smarcare questo grosso ostacolo, questo è un ostacolo che il Covid, oltre a tutto quello che ha creato, ha sviluppato. L'autonomia, l'adattamento, l'intraprendenza, la capacità di risolvere i problemi, quell'impegno e quella lealtà di cui parlava Poli poco fa. Ecco, queste sono skill soft, non le possiamo, come dire, instillare noi con un beverone, le dobbiamo formare attraverso delle unità formative che noi identifichiamo e che sviluppiamo, dal team working al team building, alle attività proprio di sviluppo delle capacità relazionali. L'obiettivo di un ITS è quello di trovare i talenti delle persone. I talenti delle persone passano molto spesso dalle skill soft. Rimane un capitale umano immenso. L'ITS è solo un passaggio per far uscire i talenti dai ragazzi. Ecco, questo dovrebbe fare un ITS costruito bene. Di modo che il ragazzo diventi davvero un valore per l'azienda, con tutto quello che ne consegue. E quindi ringrazio dell'assist che mi ha dato Jacopo Poli, perché ho potuto anche rimarcare questa cosa. Alla fine noi siamo con i piedi per terra, molto pragmatici, ma ci rendiamo conto che le esigenze che hanno le aziende sono molteplici e sono concrete, e quindi noi possiamo davvero trovare nella progettazione dei percorsi il modo di risolvere non tutto, ma moltissime delle criticità che oggi le aziende si trovano a dover affrontare. Grazie. Grazie professoressa anche per queste precisazioni, perché appunto danno proprio, come dire, il polso di quanto questi percorsi siano progettati, direi, quotidianamente. Cioè, a differenza di altri percorsi di studio che sono molto blindati per regole, per norme e anche per una istituzione legata al fatto che magari ci sono vincoli, concorsi, modalità anche di selezione dei docenti molto rigide,
Ecco, gli ITS hanno questa possibilità di mettere in aula professionisti, di cambiarli di anno in anno in funzione delle necessità, di in qualche modo essere sempre un percorso sperimentale che però sta dentro delle regole molto precise e che quindi garantiscono una buona formazione per chi esce da questo tipo di percorso. Quindi grazie a tutte e tre le imprese che hanno partecipato a questa tavola rotonda per gli spunti, per i punti di riferimento che sicuramente, come dire, l'ITS ha già detto che ne farà tesoro, ma ne faremo tesoro anche noi come, diciamo, sistema di Confartigianato anche per progettare e per coprogettare altre attività formative su questo tema. Bene, ci avviamo alla conclusione di questa serata. Io, come dire, oltre a ringraziare tutti i nostri imprenditori e anche il nostro studente, la professoressa che ha partecipato alla sua testimonianza, ringrazio tutti i partecipanti, ringrazio i colleghi e le colleghe delle territoriali che ci hanno aiutato a organizzare questo tipo di attività e vi ricordo che domani riceverete una mail dalla segreteria di Confartigianato per chiedervi appunto un gradimento sulla serata, ma anche per, come dire, porre domande o chiedere appunto, manifestare disponibilità a collaborare con gli ITS nelle modalità che abbiamo presentato, quindi sia la forma dello stage ma anche quella della testimonianza. Passo la parola a Roberta Marcon, che è stata presidente regionale del gruppo Basso Operatori, da un'imprenditrice di questo settore, per i saluti e le conclusioni. Buonasera a tutti, mi sentite? Sì. Sì, buonasera. Intanto vi ringrazio per l'invito e devo dire che ho trovato questo webinar molto interessante. In primis come esperienza personale e quindi come azienda. Ho ascoltato molto volentieri l'intervento sia della dottoressa Scoppel ma anche l'intervento sia del ragazzo che ha partecipato al tirocinio e del ristoratore. E se posso aggiungere una mia idea personale per quanto riguarda il settore degli autobus operator, posso dire, se posso dare uno spunto oltre a quello che ha detto il mio collega Marino Gottardo e oltre a quanto detto dal dottor Poli, ritengo sia fondamentale anche l'aspetto della digitalizzazione dal mio punto di vista, perché in questo periodo ho avuto modo di partecipare anche ad altri webinar dove appunto ci viene spiegato l'importanza soprattutto in questo periodo, in questo momento della digitalizzazione delle imprese, e ritengo che per quanto riguarda il trasporto di persone questa sia una cosa fondamentale. Quindi dal mio punto di vista questo potrebbe essere uno spunto per i corsi ITS rivolti al turismo. Posso dire che sono dei corsi fondamentali perché ne ho esperienza personale, in quanto mio figlio sta concludendo il suo percorso di studi in un corso ITS della Regione Friuli ad indirizzo informatico, e posso confermare personalmente che i ragazzi, quanto ha detto la dottoressa Scappello, cioè questi corsi servono per tirare fuori al meglio le capacità dei ragazzi e soprattutto sono strutturati ed organizzati sempre in maniera molto aggiornata e seguendo quelle che sono le effettive esigenze delle imprese in questo momento e quindi anche in questo periodo di pandemia. Quindi ritengo che sia fondamentale e soprattutto importante la collaborazione tra imprese e istituti ITS, perché ne ho esperienza personale. Posso dire che mio figlio è molto contento di questo percorso di studi che ha fatto, si è sentito molto stimolato, soprattutto nel periodo di stage nel quale ha lavorato 3 mesi presso un'azienda, dove è stato ovviamente coinvolto subito nell'ambito lavorativo, è stato soprattutto responsabilizzato, reso autonomo, stimolato e quindi tutto ciò l'ha portato ad avere anche una grossa autostima di se stesso e a capire effettivamente
qual è il suo futuro e cosa vuole fare nella vita obiettivamente. Quindi questi dal mio punto di vista personale questi percorsi di studio sono fondamentali e ritengo siano fondamentali soprattutto per le aziende e ritengo soprattutto che sia necessaria una forte collaborazione tra aziende e istituti di questo tipo, proprio perché solo noi possiamo indicare a loro quali sono le effettive esigenze che hanno le imprese in questo momento. Quindi questo per dire che sono stata molto felice di aver partecipato a questa serata. Ringrazio nuovamente anch'io voi per l'invito, ringrazio la Federazione per aver organizzato questo e gli enti territoriali che hanno dato modo a 250 imprese, mi hanno detto che hanno partecipato a questi webinar, di diciamo avere degli spunti e soprattutto di entrare in contatto con questa realtà che forse non è ancora molto conosciuta. Ecco. Grazie infinite. Bene, grazie signora Roberta. E come dire, chiudiamo con questa serata, appunto questo ciclo di 7 appuntamenti che come dire, è la parte estiva di questo momento di relazione con gli ITS, perché poi come dire stiamo già organizzando il programma autunnale nel quale in qualche modo vorremmo maggiormente testimoniare, raccontare, rendere evidente le collaborazioni già in essere tra il mondo artigiano e il mondo degli ITS, anche in un'ottica di orientamento dei giovani, perché tanto è importante in qualche modo avere una offerta formativa e come dire, avere una buona relazione con le aziende, ma tanto altro è importante anche sempre di più come dire, fare in modo che molti ragazzi scelgano questo percorso come il proprio percorso post diploma e quindi come dire, dobbiamo collaborare sia nel portare contenuti e esperienze, ma anche in qualche modo segnalare l'importanza di questo tipo di percorsi ai giovani che magari stanno facendo una scelta scolastica universitaria. Quindi io vi ringrazio, chiudiamo questa serata, ringrazio tutti i partecipanti, ringrazio nuovamente i colleghi, in particolare Giulia Rosolin che si è fatto carico di tutta l'organizzazione di questo tour e vi do appuntamento in autunno. Buona serata a tutti, arrivederci.